professor Antonio Capisca, come pure la Regione Veneto per il loro invito a partecipare a questa importante seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto. Non c'è dubbio che negli ultimi 25 anni sia l'Università di Padova che la Regione Veneto hanno contribuito enormemente alla promozione e protezione dei diritti umani. È stato infatti proprio qui a Padova che attività fondamentali in materia di promozione dei diritti umani sono nate. Pensiamo in ambito accademico alla creazione, per esempio, di un programma di dottorato ad hoc, oppure al Master europeo sui diritti umani a Venezia, che da molti anni produce qualificatissimo personale che occupa posizioni di prestigio nel mondo diplomatico, nelle organizzazioni internazionali e nell'industria. Ma più in generale ritengo opportuno ricordare le tante iniziative della Regione a sostegno della democrazia e dello Stato di diritto nei Balcani. Oggi il segretario generale dell'ONU lancia tramite tutte le agenzie e i programmi della nostra organizzazione una campagna mondiale per commemorare un documento fondamentale che dal 1948 rappresenta uno standard comune da raggiungere per tutti i popoli e tutte le nazioni. La Dichiarazione universale per i diritti dell'uomo è in realtà un parametro con il quale si può misurare il grado di rispetto e conformità alle norme internazionali in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati. L'obiettivo di questo anno sarà di aiutare il pubblico in generale a conoscere meglio i propri diritti e quindi ad essere anche informato sulle procedure e i ricorsi disponibili in casi di violazione. Il tema principale delle varie attività sostenute dall'ONU è Dignity and Justice for All of Us, cioè dignità e giustizia per noi tutti. In questa cornice è importante ricordare che, seppure adottata come semplice risoluzione dell'Assemblea Generale nel 68 a Teheran, in occasione della prima conferenza mondiale per i diritti umani, la comunità internazionale riconobbe che la Dichiarazione universale rappresentava il riconoscimento comune dei diritti inalienabili e inviolabili, come pure un obbligo per tutti gli Stati. Negli ultimi anni la Dichiarazione universale viene specificamente menzionata in convenzioni o strumenti internazionali in materia di diritti umani e fa quindi parte degli obblighi internazionali di tutti i membri delle Nazioni Unite. Da 48 ai nostri giorni molto è cambiato riguardo le priorità dell'ONU nel campo dei diritti umani. Il loro rispetto è diventato un elemento chiave per garantire la pace e la sicurezza, come pure lo sviluppo sostenibile. E questo le noyau dur della riforma iniziata dall'ex segretario generale Kofi Annan nel 1997. In questo processo uno degli obiettivi fondamentali di tutto il lavoro del sistema onusiano diventò la creazione di sistemi nazionali efficaci in materia di protezione dei diritti umani, fra cui la creazione o il rafforzamento delle istituzioni nazionali indipendenti. I sistemi di protezione nazionali sono il fondamento solido su cui costruire la complessa e vitale struttura dello Stato di diritto o su cui creare e poggiare le basi per la risoluzione dei conflitti, quale primi mattoni anche per lo sviluppo e la democrazia. Il cosiddetto Millennium Summit del 2005 rafforzò ancora di più la centralità dell'azione dell'organizzazione a livello paese, soffermandosi e lavorando con le varie componenti del sistema nazionale di protezione in materia di diritti umani, che sono caratterizzati da un settore giudiziario indipendente, una struttura parlamentare possibilmente dotata di un comitato per i diritti umani, una commissione nazionale indipendente, l'istituzionalizzazione dell'educazione dei diritti umani a tutti i livelli del sistema scolastico e accademico, l'esistenza di organizzazioni non governative dinamiche ed attive al pari dei mezzi di comunicazione liberi e indipendenti. Questi obiettivi strategici sono contenuti nel programma d'azione che l'Alto Commissario Louise Arbour approvò in quello stesso anno e che guidano la nostra attività. Quando la Dichiarazione universale fu adottata dall'ONU, la priorità per l'organizzazione divenne la creazione di un quadro giuridico internazionale che definisse e quindi potesse meglio proteggere i diritti fondamentali della persona. È proprio in questa ottica, e nonostante le alterne vicende che caratterizzarono la discussione e la redazione dei patti internazionali, che si giunse alla loro adesione nel 1966, seguita dalla relativa entrata in vigore solo dopo un decennio. Tale
o ancora più importante per la protezione delle minoranze, o per promuovere il diritto allo sviluppo, anche se però non è più una priorità per l'organizzazione. Questa fase normativa raggiunse all'inizio degli anni '80 una certa maturità e l'ONU cominciò ad occuparsi e a concentrarsi sulla seconda grande priorità dell'organizzazione. Si tratta tutt'oggi di rispondere in realtà al grande quesito: in che modo le norme stabilite dalla comunità internazionale, ratificate sulla base di una decisione sovrana da parte dei singoli Stati, sono applicate a livello nazionale. E parimenti, cosa fare in caso di violazioni flagranti di tali diritti? La prima cosa che accadde, allorquando gli Stati cominciarono a ratificare gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, fu la consapevolezza della necessità di creare dei meccanismi di controllo, i cosiddetti organi di trattati, il cui ruolo principale è di verificare l'attuazione nel paese contraente delle norme sancite a livello internazionale. Questi meccanismi, anche definiti meccanismi convenzionali di attuazione, sono composti da un numero di membri che varia da 10 a 18 esperti, nominati dai governi e selezionati sulla base della propria esperienza. Basta qui ricordare Fausto Cocca, professore di diritto internazionale a Milano, che è stato per vari anni membro del Comitato Diritti Umani, cioè il meccanismo di controllo responsabile per l'attuazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ma cosa fa esattamente un comitato per valutare l'applicazione delle norme internazionali? I membri analizzano sia il rapporto periodico che gli Stati redigono prima della discussione, sia le informazioni fornite dalle ONG o dalle istituzioni nazionali indipendenti. Alla fine delle discussioni il Comitato indica gli elementi positivi nonché le aree che richiedono maggiore attenzione ed azione da parte dello Stato. La stessa procedura si ripete in tutti i comitati che si occupano degli altri strumenti internazionali. La media di Stati che hanno ratificato le convenzioni più importanti sui diritti umani vanno dai 145 della Convenzione contro la tortura ai 193 per la Convenzione sui diritti del fanciullo. Due aspetti sono importanti in questo contesto. Uno è il fatto che gli Stati che hanno l'obbligo di fare rapporto ai vari comitati possono decidere di ritardare la discussione, in alcuni casi per anni. L'altro è che una volta presentato il rapporto gli Stati possono ignorare le raccomandazioni dei comitati. Ed è ovvio che se non c'è molta informazione o coinvolgimento nazionale in questo processo, la cosa può e spesso passa inosservata. E per questo che la comunità internazionale, a fianco dei meccanismi convenzionali di applicazione, decise all'inizio degli anni '80 dare vita a dei meccanismi extraconvenzionali. I cosiddetti investigatori tematici o per paese dell'estinta Commissione dei diritti umani, ora Consiglio dei diritti umani. La situazione lo imponeva in un paese dell'America Latina che aveva pure ratificato i patti internazionali che erano casi di tortura nonché sparizioni forzate su larga scala. In primo luogo, gli special rapporteurs tematici possono investigare in tutti i paesi del mondo sulla situazione che rientra nel loro mandato, come per esempio la tortura, anche se lo Stato in questione non ha ratificato la convenzione corrispondente. La seconda novità è che possono condurre inchieste in loco, se c'è la cooperazione del governo,